Monteberico, piazzale della Vittoria. Questa mattina anche il priore del santuario, padre Carlo Rossato, ha voluto salutare i 42 motociclisti che hanno dato avvio al Tour della Solidarietà, organizzato dalla FIDAS per promuovere la donazione di sangue. Un evento nazionale che attraversa tutta la penisola e che vede in azione sul tratto vicentino dei donatori appassionati delle due ruote. Il nome dell'iniziativa è già tutto un programma. Metti in moto il dono 2022, un evento che Fides Vicenza ha voluto promuovere per dare ancora una volta un inno alla donazione di sangue. Accesi i motori sotto il santuario mariano, il gruppo ha raggiunto la prima tappa ad Isola Vicentina per poi salire sul Monte Cengio e approdare sull'altipiano. Dopo Gaglio Lusiana, la comitiva ha raggiunto Bassano del Grappa per concludere la manifestazione a Marostica. Un modo originale per sensibilizzare la donazione in un periodo post-pandemia di forte contrazione nella raccolta di sangue e plasma. Il tour in moto, nell'intenzione degli organizzatori, punta ad invitare proprio i motociclisti alla donazione in un periodo dell'anno notoriamente contraddistinto da un calo fisiologico. Motociclisti sono solitamente persone dedite alla fratellanza, allo scambio, alla convivialità e ovviamente allo stesso modo i donatori di sangue. Essere donatori vuol dire condividere, essere fratello del prossimo e allo stesso tempo essere in divertimento, in allegria e donare donandosi.